Con quale lingua posso raccontare questi anni tristi? La lingua che ho a disposizione non è solo mia, ma anche di chi non la conosce. E allora mi tocca anche scriverla e parlarla come posso, anche a costo di sembrare pazzo, scemo. È lo stesso, non fa nulla, va bene così. Molta gente, presa per matta, è riuscita dove i saggi hanno miseramente fallito. E molti saggi hanno dovuto far finta di essere pazzi per farsi ascoltare, e allora adesso tocca a me di ricordare quello che sono stato, quello che sono, quello che sarò. Homine derisi, homine de hoy e homine de cras, di ieri, di oggi, di domani. Di oggi, di domani. Con questa lingua di ieri, di oggi, di domani, in questi tempi tristi, l'ho già detto, in questi tempi confusi, c'è da averne paura, ma bisogna anche saperli amare, perché sono tempi anche dolci, non solo cattivi, non solo buoni. Quel che è certo è che il tempo di Dio è passato. Quel tempo che gli uomini non potevano nemmeno concepire, figuratevi a raccontarlo. Quel tempo era muto, silenzioso, di nessuno. Tempo di immagini senza parole, di bocca senza lingua, di orecchie senza suono. Io ho questa lingua, l'ho parlata da bambino e imparata da vecchio. È di tutti, ma solo mia, perché conosce tutto ciò che dico, ma anche quello che non voglio dire. E parlare questa lingua con voi è per me come rivelare un segreto grandissimo, un grande segreto, un grande segreto. Ma è anche concordare con voi uno spazio della memoria, perché quello che sono non è solamente quanto posso dire, ma come lo dico. E allora mi sono detto, con questa gente devo mostrarmi nudo come un neonato, senza alcuna maschera. E tanto mi sono in questa gente, corre di si presentare nudo, che è uno pizzinello appena nasce. Che ne maschera? Nemmeno quella parola, nemmeno la maschera della comunicazione. La mia lingua è tutto questo, il senso profondo, l'espressione più vera di me, quella che nessuno conosce. Quando ero bambino mia nonna parlava così con me, ma voleva da me una risposta in italiano, perché le avevano detto che parlare in lingua non andava bene, era una roba da pezzenti. E diceva che io non sarei mai stato miserabile, muto, senza la possibilità di vedere il mondo. E allora mi disse mia nonna, tesoro mio, tu devi andare a scuola e imparare bene l'italiano, perché l'italiano è la di quelli che hanno un posto al sole. E allora mi dice, tesoro mio, tu devi andare a scuola, imparare l'italiano. E io ho seguito il suo consiglio. L'italiano di mia nonna faceva morire da ridere, lei diceva parole che non esistevano. Per dire sgualdrina diceva sgualdriglie, per dire cerone, lei diceva cerume. Tutto quel cerume in faccia, figlia cara. E noi a capo chino, non sapendo dove guardare, cercando di resistere perché non ci scappasse da ridere. E lei ci guardava e capiva tutto. Vedremo cosa farete voi che avete studiato, diceva, perché noi, nonostante fossimo ignoranti, vi abbiamo cresciuto e cresciuto bene. Ma il fatto vero, quello che io non ho mai confessato, un segreto inconfessabile, io mi sono vergognato a lungo di parlare in sardo. E qualche volta mi sono vergognato persino di essere sardo e ho fatto finta di essere qualcun altro, di essere italiano e basta. Sono passati tantissimi anni prima che capissi che le due cose non erano in contraddizione come pensavo io da bambino. E sono passati molti anni per capire che io ho subito la mia storia, piccola o grande che fosse. Ho creduto di dover essere turista a casa mia e invece eravamo. Ho creduto di essere nato in un posto cattivo, malato, d'oblio, ma era la constatazione dell'oggi smemorato.
dalle teche di museo, qualche padre antico, in sardo, ci ricorda quello che non vogliamo ricordare. E questo è quanto. E questo è quanto. Il mio segreto. Grazie.